Vertice 1-0 a San Donà ha conquistato l'accesso al turno successivo di Coppa Italia. È stato un calcio di rigore trasformato da Daniele Pasa a consentire ai biancocelesti di cogliere la qualificazione, ma l'episodio che ha portato all'assegnazione del penalty ha fatto assai discutere. Sul tocco maldestro di Zanon, l'arbitro ha fatto cenno in un primo momento di proseguire, ma il guardalinee con la bandiera abbassata ha segnalato al direttore di gara che gli estremi per decretare il tiro dagli 11 metri c'erano davvero tutti. Così è nato il rigore e la vittoria del Treviso, ma al di là delle polemiche e del successo colto dai trevigiani, che peraltro non fa una grinza, erano ben altre le indicazioni che il tecnico Beppi Pillon cercava. E di confortante c'è che la squadra continua ad esprimere un gioco più che apprezzabile e che le palle gol, per quanto sciupate come testimoniano le immagini, spuntano quasi come funghi. Inoltre le condizioni di alcuni singoli lasciano ben sperare in vista della prima giornata di campionato in programma domenica prossima. Boscolo, qui al tiro, si conferma incline al sacrificio. Daniele Pasa è entrato nei meccanismi del complesso. Piero Bon, ieri davvero insuperabile, vanta già 210 minuti di imbattibilità. Insomma, funziona quasi tutto. Già, quasi tutto, perché nelle due gare di andata e ritorno contro San Donà il Treviso non ha realizzato alcun gol su azione e per una squadra che l'anno scorso in fatto di reti segnate è risultata la leader, il dato non può che sorprendere. Ma il campionato, ed è il caso di ricordarlo, inizia domenica prossima.